grazie a Gianfranco. Allora, la serata è già avanti, per cui cercheremo di essere sintetici. Parto a questo punto qua. Sto signore Parag Khanna è uno studioso indiano-americano, non sei l'ultimo arrivato da sto mondo. Sto signore abita a Singapore, è tuttora consigliere strategico anche della Casa Bianca, consigliere strategico, tanto per dire un nome, Bonovox. Vi ricordate chi è Bonovox? Magari i più giovani che ascolta musica sa chi cos'è, U2, no? Dei più importanti generali americani, editorialista di CNN, CNBC e non mi ricordo quanti altri, CBS e quanti altri network televisivi. Sto signore che ha detto qualche giorno fa, qualche settimana fa, un paio di settimane fa circa, ha rilasciato un'intervista a The European, un magazine internazionale molto quotato, in cui ha detto e ha spiegato a un pubblico molto selezionato cosa sta succedendo nel mondo, cosa sta avvenendo, perché che sta avvenendo qualcosa se ne rendiamo conto tutti, perché basta ascoltare un telegiornale, specie in sti giorni, o leggere o guardare la mattina per chi che ha questo vezzo ai 9:15 a cui dai prime quotazioni della borsa, che ti capisci che c'è qualcosa di strano in giro, no? Avevi visto che l'altro giorno mica ha fatto un summit da una parte, dopo c'è fa l'aereo, c'è da qualche altra parte dell'oceano, e questo è solo qualcosa che noi altri vediamo. Nel mondo stanno cambiando gli equilibri, nel mondo stanno cambiando le modalità di esercizio e di condivisione del potere, nel mondo sta cambiando un po' tutto, perché il vecchio equilibrio che nasce fondamentalmente dal dopoguerra, dal 1945, dopo che si assesta col crollo dell'Unione Sovietica a partire dal 1989, poi negli anni 90 con la dissoluzione dell'ex impero sovietico, oggi ulteriormente sta mutando, perché il ruolo ovviamente degli Stati Uniti a trovare un bilanciamento con altri ruoli di altre potenze che sta emergendo, e in generale non funziona più un vecchio modello, perché si sta andando verso quello che questo signore che ha definito la nuova civiltà globale interconnessa, perché nel frattempo si è anche cambiata una tecnologia, si è cambiato un certo modo di fare, e uno dei fenomeni che io lo cito 2 volte come fenomeno più importante che determina questo cambiamento di paradigma nella gestione del potere nel mondo, guarda caso lo abbiamo creato noi altri di plebiscito.it. E lui, sto signore, che ha citato il plebiscito digitale che abbiamo fatto organizzare dal 16 al 21 marzo 2014 e la successiva dichiarazione di indipendenza di Treviso del 21 marzo 2014, proprio per spiegare cose enormi che si cambiano. E tra le altre cose il fatto che una delle motivazioni, tra le motivazioni nuove, no? Perché che i veneti vogliono l'indipendenza lo sa anche i sassi, e da sempre vogliono l'indipendenza, che all'inizio bastonà e dopo colonizzare, e dopo in un qualche modo quasi ha fatto convincere che già erano italiani, siamo un po' dismentegati, ma sotto le ceneri i veneti, se te domandi se volessero indipendenti, ti dice tutti magari, no? E in modo plebiscitario lo va a fermare col voto di marzo scorso. La cosa però che in un qualche modo cambia anche a livello ovviamente popolare, ma anche a livello internazionale, direi, l'approccio alla causa veneta, ci sta che per la prima volta
non che se sta solo una motivazione, diciamo, di tipo egoistico pragmatico, ma è stata una motivazione ragionata, consapevole, di esercizio dell'autodeterminazione del popolo veneto, la constatazione, cifre alla mano, della quantità del furto che veniva perpetrato e che viene perpetrato quotidianamente da questi signori in giacca e cravatta. Se parla tanto di sicurezza, dicevo prima con la manifestazione che stavo accennando, ma il primo problema di sicurezza del popolo veneto è quei criminali e quei ladri che ogni notte in giacca e cravatta ne entrano nelle nostre case e ne derubano del frutto del nostro lavoro e delle nostre speranze, e che noi altri adesso, grazie all'evoluzione tecnologica e anche di quello che si chiama big data, diciamo, americani, capacità di analisi e di accesso a grandi quantità di dati strutturati, potevo definire con precisione. Nel momento in cui dicevo che lo Stato italiano per ogni 8 euro che noi altri paghiamo ne dà indirizzo 5, quindi non si capisse, lo dice lui, citando noi altri, non si capisse che bella farca sia per i veneti che sta dentro l'Italia. Questo fenomeno è un fenomeno nuovo, perché fino a ieri ne diceva il contrario, no? E lui lo cita, lo analizza dal punto di vista filosofico. Fino a ieri ne diceva che chi che parlava di indipendenza del Veneto già era passatista, già era nostalgico, già era utopista, in antitesi con la globalizzazione, tutte queste belle robe, no? Che si diceva, cioè, Poletti, Bardi, dove ha avuto chi va, c'è 4 imbriagoni, come anche dire toscani, che non capisse dove che va il mondo e vada in Rio. Sto signore e devo dire, è stata ben ispirato, che abbiamo stimolato a sufficienza, però ha anche spiegato che filosoficamente siamo l'avanguardia nell'evoluzione della storia umana contemporanea. Siamo il fenomeno più avanzato, politico, civico e di consapevolezza dell'azione politica che stiamo portando avanti nel mondo occidentale, pensiamo fino a ieri, e potremmo ben dire nel mondo che in modo strutturato sta portando avanti la battaglia per la propria indipendenza, per il proprio autogoverno, per il proprio benessere, perché noi altri non è che siamo né egoisti né passatisti né altro, ma siamo solo persone in buon senso che ha capito che così non si può più andare avanti. E abbiamo anche capito che magari dopo tanti anni di botte in testa, cioè è inutile andare a cercare di vedere quello che faceva altri nel mondo e di scimmiottare il suo esempio, no? Per anni negadito facevamo come gli scozzesi, facevamo come i catalani, facevamo come i bavaresi. Vi ricordare che si è morto anche un importante allora ministro della democrazia cristiana che voleva imitare i bavaresi, che aveva un piccolo problema di equilibrio su una saponetta, su uno yacht ancora al largo di Portofino, e che ha fatto una brutta fine perché voleva imitare il modello bavarese. E anche suo fratello ha fatto una brutta fine perché invece si ha avuto malaugurata idea di andare a fare un giretto su un lago, non mi ricordo dove, su quale lago, che c'era? Caralzo, con qualche sasso e scarsera. Sti signori hanno fatto una brutta fine, ma si è passati i decenni, passati gli anni, ma non si è cambiata la sostanza, che ha cercato di cambiare il modello da imitare, e mi parlava di catalani, ma i catalani, che tra parentesi, non autognò l'indipendenza, comunque in ogni caso gli porta nelle piazze 2 milioni di catalani corrispondenti a quasi, anzi anche a più di un catalano su 4 a Barcellona, mentre noi altri veneti non siamo mai riusciti a portare 1,5 milioni di veneti come risulta né a San Marco né a Padova né in nessun'altra città del Veneto o piazza del Veneto.
ne ha parlato del modello scozzese recentemente, che tra l'altro neanche ne parla, chi ha ottenuto l'indipendenza. Sì, ha votato, hanno avuto un successo e ne ha ottenuto l'indipendenza, ne ha parlato del modello scozzese, ma mi pare che non avevamo noi altri, come, a differenza degli scozzesi, che in ogni caso non ha ottenuto l'indipendenza, ripeto, non avevamo comunque un serio, preparato, determinato, coerente partito politico indipendentista al governo della nostra regione dal 2007 come anche da noi. Sbaglio o a Venezia non mi pare che sia niente del genere. Bisogna essere smentito. Allora, che avevo fatto di necessità virtù. Non potremmo essere bavaresi, non potremmo essere catalani, non potremmo essere scozzesi, non potremmo essere pelle rossa, non potremmo se pensare di imitare altri popoli del mondo che cerca la strada per la sua libertà o per il suo miglior benessere, ma dobbiamo trovare la nostra. La nostra, guarda caso, la venuto fuori l'anno scorso, perché anche se altrove tra i vari rappresentanti più o meno autorevoli, più o meno importanti, che sicuramente ha grande spazio nei nostri giornali, che tappezza, occupa i bar, occupa le case anche, magari non con grande spessore né culturale né di altro tipo, trova grande spazio, ma non ha trovato il tempo né probabilmente l'ispirazione per fare quelle analisi che invece il resto del mondo ha fatto a proposito del Veneto e dell'azione e della volontà plebiscitaria che si è emersa a favore della nostra piena, totale indipendenza con il referendum dell'anno scorso. Anzi, questo aspetto da diversi mesi nei nostri giornali è sparito. Il nostro ministro aveva spiegato che abbiamo dovuto dissanguarsi per far sapere a tutti i veneti qualcosa di quello che facevamo. Abbiamo dovuto pagarselo, perché se aspettiamo, come si dice, la buona volontà o altro da parte di chi che detiene i nostri organi di informazione non verissimo più. Cosa significa tutto questo? Significa che qua, in questa sala, ancora una volta, si compie un atto che è rivoluzionario. Sì. Dobbiamo parlare di rivoluzione digitale col sorriso, consapevole. Cioè noi altri dobbiamo sapere quello che siamo tenuti a fare. Noi altri l'anno scorso vi abbiamo detto a noi altri e al mondo, compresi i nostri occupanti, che in modo plebiscitario volevamo l'indipendenza del Veneto. Non solo, perché gli stessi analisti dicevano certo, e tutti anche a livello internazionale, che avremmo compiuto e realizzato un referendum che non era politicamente vincolante, perché in ogni caso noi altri non avevamo esercitato il diritto all'autodeterminazione attraverso un percorso che fosse di carattere istituzionale. Non è del tutto vero, perché comunque già diversi comuni del Veneto che hai detto il referendum insieme a noi altri, però abbiamo che perdona. E quindi che pensa bene la Regione Veneto di promulgare una legge regionale per indire un nuovo referendum regionale per l'indipendenza del Veneto. Il diavolo fa i pignate ma non fa i coverci, perché comunque questo ha comportato, forse qualcuno pensava e pensa tuttora di farsi una facile campagna elettorale su sto punto,
ma nega pensare che ovviamente questo va a comportare l'automatica impugnazione da parte del governo italiano di quel percorso, con chiusura, cancellazione di qualsiasi possibilità per il popolo veneto, per i cittadini veneti, di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione. Per fortuna che però il popolo veneto e i cittadini veneti questo diritto lo doveva esercitare. Questa negazione, questa repressione del nostro diritto inutile perché lo abbiamo già esercitato da parte del governo italiano, c'è sta la consacrazione istituzionale del vincolo politico collegato all'esercizio di sovranità popolare che abbiamo già fatto, dimostrando scientificamente al mondo che il popolo veneto non può, attraverso le istituzioni italiane, esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione, gli ha dimostrato scientificamente e giuridicamente che l'unico modo che avevamo di votare era esattamente quello che noi altri avevamo usato parato. Grazie. Quindi, scusami questa premessa, però è una premessa importante, perché questa premessa sia una base giuridica di quello che stiamo facendo del diritto internazionale, che spiega anche il passaggio che parte da domenica, laddove parte le operazioni di preregistrazione al voto per l'elezione autogestita del Parlamento della Repubblica Veneta. Perché se è vero, come che se è vero che noi altri che abbiamo esercitato il nostro diritto di autodeterminazione, se è vero come che se è vero che il governo italiano che ha dimostrato scientificamente che non potevamo fare che così, allora adesso che questo processo lo abbiamo anche scientificamente dimostrato nella sua correttezza tecnica attraverso un assessment che abbiamo potuto leggere sui giornali, procedemo andando a riempire di contenuti l'esercizio pieno e consapevole della nostra indipendenza. I primi contenuti sono chiaramente quelli di indicare gli aspetti fondamentali di esercizio del potere della Repubblica Veneta. E da che mondo? Se mondo i miei insegnalori, perché noi altri veneti come tradizione, in un qualche modo, il nostro quadro consuetudinario era tale per cui non avevamo bisogno di queste elezioni democratico-rivoluzionarie che a un certo punto però siccome mi vengono imposte che dobbiamo imparare, adesso che facciamo il primo esercizio è quello di quello legislativo, è quello del potere legislativo, quindi è quello di nominare quell'organo che svolgerà questo compito, è il Parlamento Veneto. Parimenti attraverso i delegati, che sono quelle persone che sempre l'anno scorso che ricevuto il mandato per rendere esecutivo, fattivo, concreto, attuale, per attuare la volontà del popolo veneto, i 10, ne avevamo dato vita al primo nucleo di governo provvisorio della Repubblica Veneta, che si insedierà a tempo debito. E in questi tempi non si sa quello che sia il tempo debito, ma può essere più veloce di quello che potremmo anche immaginarsi. E che si insedierà a breve in tutti i suoi pieni poteri. Cosa significa questo? Significa che si capisse perché all'inizio ho detto che non si è più volontari. Qui che si sentai qua non si è più volontari. Qui che si sentai qua si funzionari della Repubblica Veneta. Signori, ognuno ha ovviamente i propri tempi, le proprie impegni, le proprie priorità, le proprie fondamentali esigenze, ma nel momento in cui si mette a disposizione
per quell'ora, per quel quarto d'ora, per quella settimana, che se chi che dedica giorni interi, chi che dedica un'ora, chi che dedica quello che dedica, ma in quel momento in cui vi mettete a disposizione compatibilmente con le vostre esigenze professionali, lavorative, economiche e quant'altro, in quel momento in cui vi mettete a disposizione voi altri 6 funzionari della Repubblica Veneta, non più volontari, basta. Certo, funzionari al momento senza retribuzione, al momento da domenica parte le registrazioni. Si formerà in 2 modi: online attraverso il sito internet. Rispetto all'anno scorso, per una ragione di maggiore verifica, si domanderà agli utenti che si autocertifica di inviare anche una scansione del documento di identità. Come documento di identità va bene qualsiasi documento che attesti la residenza in un comune veneto, compresi i documenti di identità dello Stato italiano, compresi i documenti di identità delle varie entità di autogoverno che si rafformà nel territorio veneto, che noi altri riconosciamo tutte. Aveva un passaporto veneto di qualche governo che giustamente si rafformà, di qualsiasi entità, lo scansionè e lo mette come certificazione della vostra residenza nel comune veneto. Comunque il principio è un principio non etnico, ma internazionalmente valido dal punto di vista del diritto internazionale, della residenza. In inglese no, in inglese si dice la citizenship, la cittadinanza, diciamo. Nel nostro caso è la cittadinanza veneta, che si è attestato dal fatto che si sta in un comune veneto, ancorché oppresso dalla presenza dell'italiano, e si ha una residenza in questo comune. Vi abbiamo diviso, allora, ripeto, vabbè, lo dirò a voce perché se c'è anche qualche slide, ma andiamo avanti pure a voce. Microfono. Non si sente? Non si sente. Quanto da quale? Ripeto, Gesè, la modalità di registrazione da soli, quindi si collega a www.plebiscito.eu da domenica mattina, si inserisce i propri dati. Rispetto all'anno scorso, per ottenere il codice di voto bisogna anche caricare la scansione digitale del proprio documento di identità. E si deve attendere il tempo che una persona autorizzata, un funzionario della Repubblica Veneta che ha questa funzione, verifichi i dati, verifichi il documento, approvi e dopo qualche ora o il giorno dopo vi invia la mail con il vostro codice di voto, per cui non stai a aspettare subito la risposta, aspettate qualche ora, un giorno, e vi arriva la risposta. A quel punto che avete il vostro codice voto e vi ricordate che dovete attivarvi a quel punto là. Cosa vuol dire la scansione? La scansione vuol dire che serve un file con l'immagine del vostro documento. Una fotocopia. Un file in formato PDF, in formato JPEG, però vi serve un file con la scansione del vostro documento. Se non sei in grado di caricarvi questo documento, questo file, basta che dei o da vostro nevoto o da un qualsiasi fotografo, da qualsiasi che vi dà questo file. Se non sei in grado, dai a un qualsiasi gazebo, a un qualsiasi ufficio pubblico, a una qualsiasi operatore che avrà accesso invece a un modulo di registrazione che non richiede il caricamento, che mostrerà il vostro documento, farà fede ovviamente il suo controllo con gli occhi e sarà lui a scrivere i dati di quel documento e a registrarvi. Chiaro? Quindi cercai i gazebi, cercai gli uffici pubblici e vi registrai attraverso il personale, attraverso i funzionari della Repubblica Veneta.
E posso aggiungere, ecco, penso che una bella foto fronte e retro fatta con un buon smartphone, un cellulare, sia comunque... Sì, basta Cioè, anche una foto fatta col vostro Android, col vostro iPhone, col vostro smartphone, i vostri telefonini un po' più evoluti, e quello va benissimo come prova del vostro documento di identità. Luca, scusa, una domanda, ma per coloro che non sono residenti nella regione Veneto, Allora, che però comunque come me, che per X motivi risiedo in Friuli, sì. che però comunque mi sento veneto in quanto nato comunque anche a muta di vivenza, quindi in provincia tutto quanto. Come non posso quindi votare? Allora, chi non è residente in Veneto, ma se Veneto, e lo può dimostrare, carica il documento in cui attesta ovviamente questo, che può essere o l'iscrizione classicamente, per quelli che sono proprio all'estero, diciamo anche fuori dall'Italia, al cosiddetto AIRE, oppure il documento di identità con l'atto de nascita, insomma quanto comprova la sua essere veneto, e in quel caso si registra e voterà in un'area territoriale specifica destinata per i veneti residenti all'estero. Vi abbiamo suddiviso il territorio veneto attuale, che corrisponde al momento alla regione amministrativa del Veneto, ripeto, al momento, in 42 aree territoriali. Le vedete nei siti, sia nel sito di plebiscito.eu sia nel sito del Veneto Sì. Il sistema automaticamente, quando chiamate il vostro comune, vi assegna la vostra area di pertinenza. Fatto sta che se voi altri non risiedete nel Veneto amministrativo, che c'è un'area specifica, che è la 43esima, dedicata ai veneti residenti all'estero. Chiaro? Te vedo contento. Allora, è chiaro. Davo qualche altra illustrazione. Queste 42 aree elettorali prevede che ognuna, 42 del Veneto geografico, più una per tutti i veneti residenti all'estero, prevede che ognuna di esse elegga 2 deputati al Parlamento Veneto. Oltre a questi 86 si aggiunge i 10 delegati che sono stati eletti l'anno scorso e che sono ancora in pieno mandato nell'esercizio del suo potere fino a che indipendenza piena non sarà. E quindi il Parlamento Veneto sarà da 86 a 96, diciamo noi altri, perché non che sia comunque divieto ai delegati di candidarsi a sua volta, magari per favorire, come dire, una partecipazione attiva dell'elettorato, no? Per fare la campagna elettorale, per spiegarsi. E ben venga se che sia un delegato che dice mi partecipo e voglio tirare su tanti voti, e questo contribuisce ad aumentare l'affluenza alle urne. Che sia una suddivisione per liste, cioè cosa che abbiamo fatto fino al 28 febbraio si può presentare le liste elettorali, si può presentarle su tutte le 43 aree oppure anche su parte di esse, anche solo su una. Per presentare queste liste, chiaramente che c'è una legge elettorale, la andate a vedere sul sito, stasera non la vedremo nel dettaglio, ma fondamentalmente bisognerà preparare una lista di candidati che per ogni area abbia da minimo 2 a massimo 4 candidati per quell'area. Vale a dire, se siete presenti su tutti i 43 collegi, ad avere nella lista, suddivisi per aree territoriali, da 86 a 192 candidati. Chi viene eletto in Parlamento? Viene eletto, fondamentalmente l'elettore potrà dare una sola preferenza, che sarà le righe con i candidati, le colonne con i candidati sotto ogni simbolo elettorale. Ti tocca solo da fare un clic sul tuo candidato o deputato che te vuole votare, senza votare la lista. Il voto della lista è automaticamente assegnato. I 2 candidati, indipendentemente da quello che fa le liste, che caccia più voti in quell'area, viene eletti. È un modello classico che permette di avere sia una rappresentanza territoriale sia una rappresentanza
comunque anche proporzionale, perché non te solo il primo ma te anche il secondo che va su, molto simile a quello che fa nel Senato degli Stati Uniti d'America, tanto per capirsi, ne parla, chi elegge 2 per Stato, vero? Del Senato? Che sia anche la rappresentanza, come dire, più nazionale, che sia assicurata dai delegati, che invece l'anno scorso, vi ricorderei, già rappresenti come lista de facto nazionale su tutto il territorio, non che già erano suddivisioni in collegi. E quindi se qualcuno vi dice ma non che sei una rappresentanza tutto il Veneto, no, i 10 delegati comunque ha ricevuto i voti su tutto il territorio del Veneto, quindi assicura loro una visione, come dire, d'insieme anche nazionale. In questa fase, spiego un punto perché molti hanno detto Madonna ma se devo fare i dittatori, no. In questa fase non sei che noi altri siamo ancora, inutile nascondere, sono liberi. Se fossimo liberi sarissimo già tutti più allegri, penso. O magari sarissimo tristi perché mi la sa amorosa o il moroso, ma non perché abbiamo in Italia che mi stai calcagni, o perché pur facendo e anche più di quello che facevamo qualche anno fa, 5-10 anni fa, vedremo che i conti non tornano, no? Se fossimo già pienamente indipendenti i conti tornerebbero come, sarissimo tutti più benestanti, più contenti e più dediti alle cose belle della vita e non alle cose tristi invece che purtroppo ne accompagna nella vita professionale, diciamo, ed economica ogni giorno. Visto che siamo in questo periodo, che c'è una clausola di salvaguardia, perché i 10 non può dimenticare chi ha ricevuto un mandato vincolante, e questo mandato vincolante si scioglierà solo a piena indipendenza ottenuta, per cui il 10 mantiene un veto sulle decisioni del Parlamento, perché non volessimo che un domani il Parlamento per qualche strana alchimia votasse l'annessione allo Stato italiano da nuovo e dovremmo fermarlo, insomma, ecco, questo è il senso di questa clausola di salvaguardia. Come 10 non potremo permetterlo e non lo permetteremo, e quindi se abbiamo riservato, avendo ricevuto per questo apposito mandato del popolo veneto, affinché questo non succeda. Questa sera abbiamo impegnato questa sala, è la prima riunione, un'importante riunione. Fra poco dovremo impegnare i paesetti, fra poco dovremo impegnare strade e le impegneremo. Mi dicevo, c'è un momento di grandi cambiamenti. Se non credete a me, credete a sto signore. Se non credete a sto signore, credete al Telegraph e al Financial Times, che rispettivamente ancora e ieri gli ha scritto e gli ha dipinto lo scenario che mi sto descrivendo. Se non credete a sti signori, credete a Deutsche Bank, che ha ispirato gli articoli di questi quotidiani e che il 17 dicembre del 2014 ha detto chiaro e tondo al mondo che le questioni indipendentiste nelle regioni produttive d'Europa sottoposte ad angherie fiscali da parte di stati centrali falliti e colabrodo e se destinare a continuare finché il suo popolo non troverà la soddisfazione. Le battaglie indipendentiste non troverà fine nel fatto che i governi centrali organizzi summit, organizzi quantitative easing veri, bei, grandi, diluiti, a rischio condiviso, a rischio parziale,
a rischio totale, coperti dalla Bundesbank oppure dalla Banca d'Italia all'80% come chi ha deciso. Beh, roba. Tutto questo non è sufficiente a frenare l'anelito di libertà che anima il nostro popolo. Il nostro è un popolo che sta soffrendo, inutile negarselo. Siamo alla disperazione. Credo che qua dentro la viviamo in modo intimo, ognuno per il quanto che lo tocca, ognuno per la dimensione che si appropria, ognuno che ha delle storie personali, dirette o indirette, più o meno vicine, che fa toccare in tutta la sua drammaticità la gravità del momento che stiamo vivendo. Non che sia un domani per l'indipendenza del Veneto, che sia un oggi, che sia un anquò, adesso. Qua voi altri lo sento, tutti lo provate. Questa sensazione, questa consapevolezza deve andare fuori da questa sala di albergo, deve animare le case dei nostri fradei veneti, deve animare le stanze dei bottoni e spesso di disperazione in cui lavora o in cui piange o in cui ha perso il lavoro i nostri concittadini veneti. Voi altri sapete in un modo o in che altro che avevamo attuato dei progetti di uno spessore, di un'altezza, di una profondità che come minimo sono inediti. Mai nessuno fino ad ora in forma organizzata e civica che aveva posto le condizioni affinché il suo popolo si dotasse degli strumenti economico-finanziari che garantisse la piena indipendenza. Mai, fino ad oggi, le storie di libertà e di indipendenza dei popoli che la ottenuta se passai attraverso l'aiuto più o meno nascosto di altri popoli. Noi altri certo che avevamo tutta la volontà di accettare l'aiuto che venga da popoli animati di sana e buona volontà nei nostri confronti, ma non se rassegniamo all'espressione e alla difesa del nostro interesse vitale ad esercitare la nostra piena indipendenza, come che sempre abbiamo fatto nella nostra storia. La crisi che palpita e che in un qualche modo ha acceso la febbre dell'area geopolitica del Mediterraneo non è una crisi che storicamente come popolo è nuova. Noi abbiamo vissuto direttamente, ma nei libri di storia possiamo scoprire, se non lo scoprimo vi invito ad andare a leggere, questa dimensione e questa responsabilità se la abbiamo tolta per abbassare questa febbre. Noi altri veneti, nel momento in cui oggi se ponemo a anticipare il pieno esercizio della nostra piena e fattiva indipendenza, sappiamo bene che questa responsabilità si acciapparemo, anche perché la stessa storia ne ha insegnato che nel momento in cui se avevo illuso che già erano così forti, così potenti, così intoccabili da non doversi assumere la nostra responsabilità, e se avevamo rifugiati e difeso da Dio a una neutralità disarmata, noi altri che avevamo perso la nostra indipendenza. Questo lo sappiamo bene, è un messaggio al mondo, un messaggio chiaro. Sappiamo che se popoli, che sei ansiosi, che sei inquieti,
che non si è contenti. Noi altri veneti siamo un popolo pacifico, laborioso, un popolo ingegnoso, un popolo che non parla del problema, trova la soluzione. Noi altri questa nostra capacità, questo nostro spirito di abnegazione all'operatività lo mettiamo a disposizione dell'area in cui siamo presenti. Questa è l'assicurazione di pace che noi altri diamo al mondo intero. Non siamo egoisti, ma neanche così ottusi da piegarsi di fronte all'egoismo di una casta parassitaria che, sfruttando questa nostra dedizione, questo nostro spirito di bontà, perché questo siamo noi altri, al di là di come chi ne dipinge, se ne va a approfittare facendo prima di tutto il male di quegli stessi popoli che gli diceva di difendere. Noi altri nel far questo, prima di tutto, avevo permesso che si verificasse una rinuncia alla nostra responsabilità. Libertà uguale responsabilità. Indipendenza uguale libertà, uguale responsabilità, uguale partecipazione. Tosati, abbiamo già dimostrato il nostro valore al mondo intero, non dobbiamo più dimostrare niente adesso. Quello che dobbiamo fare è alzarsi in piedi e fare quanto di meglio che siamo in grado di fare per far sì che il nostro popolo torni a sorridere. Il mondo ne sta aspettando, lo scrive, lo dice, lo ripete. Il silenzio di convenienza di quel piccolo insieme, insignificante insieme di persone che ancora regge apparentemente i destini della nostra terra per vassallaggio verso i potenti che ne opprime, questo silenzio colpevole non ne fermerà, ma ne fortificherà. E ricordate che i tempi del cambiamento, quando che parte l'onda di libertà, non li sa dettare nessuno. Quello che possiamo fare noi altri è il nostro meglio in piena responsabilità. Questo stiamo facendo, indicando anche una strada agli altri popoli del mondo che si trovano in situazioni analoghe alle nostre. Evviva l'indipendenza della Repubblica Veneta! Evviva i Veneti! Evviva tutti i popoli liberi del mondo! Qui c'è una posizione.